questo fondo potrà salvare il nord-est e tutta l'Italia. Questo fondo potrà salvare il nord-est e l'Italia. Sono da poco passate le 3 del pomeriggio quando un sorridente Patrizio Miatello dell'associazione Zellino Terzo da Onara esce dall'incontro con il Premier. Sono ore decisive. Oggi o si fa il fondo o si va a fondo. Le vittime del crack delle banche popolari restano col fiato sospeso, ma andiamo con ordine, riavvolgiamo il nastro e cominciamo dalla mattinata, una mattinata intensa. Il Premier Giuseppe Conte con il Ministro dell'Economia Giovanni Tria apre le porte di Palazzo Chigi alle associazioni dei risparmiatori. Ecco, siamo dentro a Palazzo Chigi, Sala Verde, stiamo aspettando il Premier e il Ministro Tria, siamo riuniti con tutte le associazioni e chissà che oggi sia il giorno che il fondo venga attuato. Nell'aria c'è profumo di speranza. Inizia il vertice. Il ministro Tria porta la sua soluzione, sia all'arbitrato per distinguere chi risarcire, non gli speculatori ma i truffati. Un arbitrato però solo per i redditi oltre i 35.000 euro o i patrimoni immobiliari superiori ai 100.000 euro. In questo modo il ristoro sarà immediato e diretto per il 90% delle vittime del crack delle popolari, mentre il 10% verrà sottoposto a verifica. Dunque, la linea di Giovanni Tria oggi vince e permette di ridurre al massimo i conflitti con l'Europa, disinnescando il pericolo di ulteriori rinvii e risarcendo il maggior numero di risparmiatori in tempi brevi. Convincente, tanto che la proposta del governo viene approvata da 17 associazioni su 19. Ora la norma dovrebbe essere inserita nel decreto crescita e accompagnata a brevissimo dai decreti attuativi, per la gioia della grande maggioranza dei risparmiatori. È una soluzione eccezionale che fa sicuramente onore a questo governo del cambiamento. Pensiamo che nel giro di poco, quindi sarà un discorso tecnico di 20 giorni, 30 giorni, vedremo, il fondo potrà essere attuato, quindi siamo sicuri e fiduciosi che domani il fondo partirà. E questo è la dimostrazione e siamo convinti che questo fondo potrà salvare il nord-est e tutta l'Italia.